Torino. Torino. Reggio Calabria. Che impressione vi ha fatto Treviso? Bella, molto carina. Italiani e stranieri, nonostante il caldo torrido a Treviso, sono tornati i turisti ed in questo inizio estate è la Marca tutta a registrare un buon afflusso di visitatori. Soddisfazione degli albergatori per i dati di giugno che hanno visto buoni tassi di occupazione delle strutture, dalle colline del Prosecco all'area sud della provincia trainata dalla ripresa del turismo a Venezia. Siamo di passaggio, però ci piaceva l'idea di dare un'occhiata, avevamo sentito dire che Treviso è molto carina, in effetti fino adesso ci sta piacendo. Io ero già stato qua tempo fa, ma mi piace, molto tranquilla, molto ben tenuta, ben organizzata, quello che mi aspettavo dai veneti, insomma. Molti arrivano a Treviso di passaggio, magari come tappa intermedia di un viaggio più lungo, ma poi ci si ferma affascinati da una città d'arte ancora a misura d'uomo, lontana dal turismo di massa. Molto bella, abbiamo fatto un paio di vie, però interessante. Piccolina, ma carina, nel senso, con i canali. Sì, bella, la gente è gentile, sì, molto bella, sì. E dopo 2 anni e mezzo di stop hanno ripreso a lavorare a pieno ritmo anche le guide turistiche, con gruppi di stranieri ma anche tanti veneti che stanno riscoprendo le bellezze del proprio territorio. Un sacco di telefonate per sapere sia da parte di turisti ma anche di locali che vogliono approfondire di più la loro storia, quello che è il loro territorio. È come se ogni volta che facciamo una proposta loro si stupissero che avevano tutte queste cose qui vicino.